c'è una grande attenzione per fare in modo che l'operazione vada a buon fine, chi ha dato garanzie di coprire l'aumento di capitale le dia fino in fondo, ma soprattutto anche un forte interesse da parte dei soggetti istituzionali che queste operazioni vadano a buon fine. C'è attenzione anche da Roma per le popolari venete, attenzione dal governo e dal ministro Padoan, anche su pressione dei nostri parlamentari, perché la difficoltà del sistema credito veneto è difficoltà di una parte importante del sistema produttivo nazionale. Nessuno vuole che le operazioni di risanamento e di ripartenza delle nostre banche possano fallire, devono assolutamente riuscire e c'è il massimo impegno del governo, credo in questo anche con contatti con la Commissione europea, ci si rende benissimo conto che sono due banche, in particolare poi la Popolare di Vicenza, che avrebbero un impatto sul sistema veramente molto grave. Ecco perché oltre a Unicredit e Intesa, come garanti delle manovre per far ripartire le banche, da questa settimana c'è anche direttamente lo Stato, con Cassa Depositi e Prestiti. Stato che con la legge sul riordino delle banche di credito cooperativo ha anche istituito un fondo da 120 milioni di euro. Che aiuterà le banche che lo chiederanno a smaltire i crediti in sofferenza. Questo toglierà peso dai bilanci delle nostre banche e permetterà loro una più facile ripresa e possibilità di accedere alla ricapitalizzazione e ai movimenti di aumento di capitale sul mercato finanziario. Bilanci più leggeri significa più credibili e di maggior valore per il mercato anche sotto il profilo azionario. Insomma, riuscire a cedere i debiti con una contropartita adeguata significa ridare valore alle azioni oggi al minimo storico.